Non appena ho aperto la porta, questa persona qui mi ha buttata nel mio letto, salita sopra, ha iniziato a toccarmi, mi ha tappato, proprio ha preso la sua mano, mi ha tappato perché io chiaramente ho iniziato a urlare, e niente, per fortuna la porta era aperta e sì, niente, il portiere di notte mi ha salvata. Sono istanti drammatici quelli vissuti da Lara Ali Shahin, 32enne insegnante al liceo Marconi di Conegliano e consigliera comunale a Susegana. Dall'aeroporto di Malta, poco prima di imbarcarsi per far rientro in Italia, racconta di essere scampata sabato notte a una violenza sessuale in albergo a La Valletta, dove la sera del suo arrivo è stata seguita da un 35enne che insieme ad altri giovani aveva incontrato in un pub. Non c'è stato modo di dissuaderlo, spiega. E lì chiaramente io ero presa dal panico, ho avuto difficoltà anche a reagire, mi sono proprio resa conto che non ho saputo come difendermi, ecco, e sicuramente dovrò frequentare un corso di autodifesa, ecco, perché è stato veramente forte quello che sì, mi è successo. L'uomo è stato messo in fuga, ma le telecamere di videosorveglianza di pub e albergo l'hanno ripreso. Lì per lì Lara ha esitato a sporgere denuncia per tutte le conseguenze a cui sarebbe andata incontro, poi ha deciso di procedere. Ci ho pensato un po', mi son presa il mio tempo, poi ho detto: "No, devo andare", ed ho denunciato la domenica. Questa esperienza qua sicuramente mi aiuterà anche a dar meno confidenza, ecco, e ad essere un po' più prevenuta sugli incontri della nostra vita, ecco.